Qui con mister Amoroso, dopo una prestazione che non ha portato al risultato previsto da parte dei suoi ragazzi dell'Accademia Trapani contro la Don Carlo Misilmeri. Mister, credo che c'è bisogno di ripartire dal secondo tempo, dalla via che i ragazzi hanno messo, soprattutto nella ripresa, di riagguantare il risultato. Il gol finalmente è arrivato, però era troppo tardi. Vorrei sapere proprio il suo parere riguardo alla gara di oggi e riguardo a come è possibile ripartire dopo queste settimane complicate, dove comunque l'Accademia ha fatto vedere un ottimo calcio, ma senza avere quel cinismo necessario per portare a casa la vittoria o comunque i punti. Parto dall'ultima tua affermazione, senza cinismo, senza cattiveria, senza voglia, senza questi presupposti sicuramente è difficile fare risultato, è difficile impattare contro una squadra quadrata come Misilmeri, che ha fatto il minimo sindacale per portare via i 3 punti meritatamente, perché poi bisogna anche riconoscere il valore dell'avversario, cosa che non abbiamo sempre fatto, riconosciamo i nostri demeriti che sono abbastanza quelli di un atteggiamento, di un approccio che non va bene, che sono delle situazioni che bisogna subito fare un'inversione di rotta, perché ci sono degli avversari che ti castigano alle prime situazioni, e quando gli offri pure il fianco, questo di qua diventa per noi una montagna insormontabile, quindi l'inversione di rotta deve essere subito e determinante. Un punto di forza della sua squadra, dei ragazzi che ha a disposizione, è sicuramente la duttilità. Abbiamo visto più volte durante la partita dei cambi di modulo. È come se lei le avesse provate tutte, sempre con un risultato che ancora oggi non è soddisfacente, almeno per quanto mi ha risposto poc'anzi. Comunque bisogna ripartire da questo, bisogna ripartire dal fatto che i suoi possono interpretare la gara in più maniere e anche in base all'avversario, a come è più congeniale in base alla partita, come si mette. Sì, sicuramente il cambio di modulo che possono avvenire durante la partita, queste qua, grazie alla duttilità che hanno alcuni giocatori, quindi ti permette di non fare dei cambi, ma come dico, gli effettivi in campo di cambiare atteggiamento, un modulo. L'atteggiamento è quello là che dobbiamo cambiare, la cosa più importante è questa, perché quando si tira così poco in porta difficilmente puoi mettere in difficoltà l'avversario come Don Carlo Misilmeri, ripeto, che ha fatto il minimo sindacale, ha vinto meritatamente. Noi dobbiamo solamente recitare il mio colpa e cercare di capire dove sono i problemi che oggi sono emersi e che sinceramente bisogna subito mettersi alle spalle, perché se no questo campionato sarà molto difficile.